Sull'origine del nome Dolo sono avanzate numerose ipotesi. Il paese di Dolo fu chiamato così per la prima volta nel 1454, in occasione della visita del vicario. Una seconda volta invece risale all'anno successivo, nel quale venne trovata la scritta Dolo nell'estimo di un contadino di Cadelbosco, ovvero l'antico nome dato all'agglomerato di case che sorgeva ad est dell'attuale cittadina. Questo nome deriva dal greco e significa luoghi boscosi e legna. Sembra che appaia inoltre in una pergamena del 1241, dove sono presenti richiami ai nomi di famiglie facoltose influenti, come i Dauli o i Dotto. Dolo acquisì importanza come città della riviera del Brenta solo dopo la costruzione dei mulini nel 1551. In soli 3 anni i mulini divennero 12, le cui palette semplici erano costruite in modo tale che fosse la forza dell'acqua a provvedere alle evoluzioni delle ruote stesse. Nel 1901 furono sostituite dall'attuale sistema a turbina immersa, più efficiente per il rendimento idraulico. Con questa forza si garantiva la macinazione del grano, soprattutto per la farina per polenta. Al giorno d'oggi è rimasta una sola ruota dei mulini con funzione estetica, mentre lo spazio una volta adibito al lavoro del contadino è ora dedicato a luoghi di svago come ristoranti e bar. Lo Squero, collocato nel centro storico di Dolo nell'Isola Bassa, era l'antico cantiere dove erano riparate le barche che transitavano lungo tutto il Brenta, trainate controcorrente dalle rive con l'ausilio di cavalli. È costituito da un tetto in capanna sorretto da 10 pilastri in mattoni e pavimentazione ad assi di legno. Nelle vicine zone sorgevano attività artigiane collegate allo Squero come la costruzione di remi e forcole. A pochi metri dallo Squero si snoda la Calle dei Calafati. Questa prende nome dal calafataggio delle navi, ossia la resa impermeabile del rivestimento dei ponti di un'imbarcazione, riempendo di stoffa catramata le giunture fra le tavole degli scaffi di legno. Vicino allo Squero erano presenti le porte, cioè le chiuse di Dolo. Al giorno d'oggi l'unica traccia che hanno lasciato è il bacino ormai interrato utilizzato per il passaggio delle barche. Qui si pagavano i dazi sulle merci e i passaggi delle barche. È tuttora visibile una lastra in marmo con le tariffe applicate al tempo accanto ad un idrometro che rileva le piene del Brenta dal 1770 al 1825. La seriola fu costruita nei primi anni del Seicento per ovviare al problema dell'approvvigionamento d'acqua potabile di Venezia, come affermato dallo storico e politico Marin Sanudo. All'inizio del 1400 Venezia individuò nel fiume Brenta una fonte ideale di attingimento, per questo la Serenissima decise di scavare la seriola. Questa prelevava l'acqua del Brenta all'altezza di Dolo e la portava alla località di Moranzani. Qui i burci trasportavano l'acqua potabile a Venezia, dove veniva poi venduta nei vari quartieri degli acquaioli. Prima del trasferimento delle acque dal canale ai burci, queste venivano filtrate e separate dalle impurità. Nel punto in cui la seriola deviava dal Brenta c'era un'iscrizione marmorea, Hinc Urbis Potus, cioè di qui la città beve, sopra il quale era presente un leone di marmo ora custodito nel municipio di Dolo. La nascita del Duomo di San Rocco avvenne in seguito alla diffusione della peste del 1576 a Venezia, che lasciò però indenne Dolo e Fiesso. I dolesi decisero allora di innalzare il proprio santo patrono in onore di San Rocco. In seguito ci fu la realizzazione di un nuovo edificio di impronta neopalladiana che presenta al di fuori 5 statue attribuite a Giovanni Marchiori. Il campanile è accostato alla chiesa ed è alto 83,5 metri ed è il secondo più alto di tutto il Veneto. La parte interna della chiesa è costituita da un'unica navata ed è presente una cappella dedicata alla Madonna dei Molini. Le ville venete erano le residenze estive dei grandi signori
e in essi si affiancavano due importanti funzioni: dimostrare l'importanza del Signore attraverso l'estetica e la grandiosità della residenza e ospitare gli edifici necessari alla tenuta del territorio circostante, diventando così luoghi di produzione agricola. Villa Badoer Fattoretto è una dimostrazione di questa duplice funzionalità. È costituita da un corpo centrale e due barchesse laterali ed è circondata da un parco di oltre 20.000 metri quadri. Al suo interno ospita il Museo del Villano, una mostra che espone più di 22.000 oggetti risalenti al 1500 e al 1600, nella quale sono raccolti documenti e strumenti agricoli rudimentali, oltre che oggetti di uso quotidiano appartenenti appunto alla vita del villano. La cucina tipica di Dolo, di forte influenza veneziana, può essere incontrata in svariati ristoranti e trattorie in tutta Dolo, dove si possono gustare i migliori piatti della cucina veneta, come antipasti di mare, schi al vapore, bigoli in toccio e al ragù, baccalà e seppie. Il comune di Dolo è ospite da ben 39 anni di una manifestazione diventata uno degli appuntamenti più importanti dell'offerta culturale, il Carnevale degli Storti. Nato nel 1979 grazie al gruppo folcloristico La Lanterna, il Carnevale di Dolo viene svolto ogni anno con un'ampia sfilata di maschere e carri di ottima fattura, seguita dalla premiazione del carro migliore. Il nome Storti deriva da un dolce tipico di Dolo, mangiato soprattutto nel periodo di Carnevale, e talvolta identifica gli stessi abitanti. Iniziativa cominciata il 15 settembre 2016, la manifestazione I Do Love, dedicata allo street art, ha portato alla realizzazione di vere opere d'arte. Alcuni degli esponenti più grandi dello street art hanno scelto Dolo come luogo per realizzare le loro opere come quelle che si possono trovare nelle grandi capitali europee. Uno di questi artisti, Karim Sherif, autore delle Pacchine Rosse, realizza opere contro la violenza sulle donne.